Signori, siamo qua, la campagna elettorale è finita, poteva essere più lunga di 15 giorni, per fortuna è finita, sembra sia finita bene, dicono, perché ho vinto io, adesso i problemi sono miei, Ci sarà tanto da fare, già pensiamo a come fare queste cose per il meglio. Vi chiedo di essere tutti vicini e far parte della stessa squadra. Se vogliamo andare da qualche parte dobbiamo farlo assieme. Assieme si fa più strada. Questo è garantito. Grazie comunque di essermi stati così vicini in questo periodo e di aver trasmesso alla città intera il mio pensiero. La cosa si è rivelata essere efficace perché abbiamo visto una percentuale che qua a Vittorio non pensavo potesse avvenire, potesse esistere, e invece è arrivata. Grazie a ciascuno di voi. Grazie. Direi facciamo parlare anche Gian Antonio Darè, certo. Scottà. Certo. Vuole aggiungere qualcosa? No, intanto buonasera a tutti, un buon lavoro a Antonio Miato per questo impegno che adesso andrà a svolgere. Naturalmente è una città che sicuramente deve essere presa per mano. Siamo una grande squadra, noi siamo con te, assieme faremo grandi cose. È già stato assessore, quindi conosce bene la macchina amministrativa e quindi andiamo sul sicuro. Dobbiamo accelerare e adesso si andrà avanti. Siamo contenti che i vittoriesi abbiano dato subito, diciamo, il mandato ad Antonio Miato con un voto molto forte, e questo abbiamo 15 giorni in meno di campagna elettorale e 15 giorni in più per lavorare per la nostra città, quindi un buon lavoro, noi ci siamo e complimenti ancora per questo grande impegno. Grazie a te. Ecco, Facciamo parlare anche un secondo la parola anche, sì, un augurio magari da parte di Giancarlo Scottà. Beh, questa è una grande vittoria che fa bene anche a me e a Tony, che abbiamo fatto i sindaci prima, ma abbiamo fatto un gran bel lavoro tutti quanti assieme, e quindi ringrazio anch'io tutti i cittadini per aver confermato questa vittoria al primo turno, che non era mai successa a Vittorio Veneto, e molto sorpresi ma molto contenti siamo rimasti, e adesso faremo altrettanto con Tony Miato. Grazie mille a voi.